sono liste d'attesa che sono molto lunghe nella sanità. Bisogna assumere più infermieri, più medici e noi abbiamo proposto al governo insieme alle altre opposizioni dove trovare i soldi, servono miliardi, noi li abbiamo indicati, il governo finora non ci ha ascoltato, noi continuiamo a incalzarlo. Il salario minimo, perché purtroppo soprattutto i giovani quando iniziano a lavorare hanno dei salari che non sono sufficienti a costruirsi una vita dignitosa, a costruirsi una famiglia, a pagare un affitto e quindi crediamo sia importante sostenere la contrattazione collettiva, quella fatta dai sindacati e dalle imprese realmente rappresentative, dalle organizzazioni di impresa veramente rappresentative, e però sia anche il caso di mettere una soglia sotto la quale neanche i contratti collettivi possono andare, perché in questi anni abbiamo visto proliferare contratti pirata fatti per produrre precari e noi dobbiamo avere a cuore il fatto che moltissimi giovani formati in questo paese da un'alta qualità didattica delle nostre scuole e università poi fanno la scelta di andare altrove per costruirsi un futuro migliore perché hanno più prospettiva di crescita professionale e salari più alti. L'Italia può diventare un paese per giovani e deve puntare soprattutto sulle competenze e sulla formazione. Ecco, giusto per fare alcuni esempi di proposte che già stiamo portando avanti insieme alle altre opposizioni.